Viviamo lotte, provocazioni, chiediamo forza nella tentazione, dichiariamo tu sei Signore. Infermità, danni e dolore, chiediamo cura al Consolatore, dichiariamo tu sei Signore. Il vincitore, Gesù Cristo morì, ma risuscitò e vive in contrastiamo l'oscurità, noi ci alziamo in questa nazione, dichiariamo tu sei Signore. Superiamo oppressioni, ci fanno forti nelle afflizioni, dichiariamo tu sei Signore. Il vincitore, Gesù Cristo morì, ma risuscitò e vive in noi. Il vincitore, sola al fianco del Re, Signore Salvatore, in Lui io sono il vincitore. Affrontasti tutto il dolore, in croce salvasti il peccato, dichiariamo il tuo onore. Il vincitore, Gesù Cristo morì, risuscitò e vive in noi.
Amen. La prossima canzone si chiama Aria e parla di che il nostro Dio vive dentro di noi, che il nostro Dio è la nostra necessità di giorno in giorno, che è il nostro pane quotidiano. E quando Lui è dentro di noi abbiamo sempre quella sete, quella fame di Lui e dovremmo avere sempre quella voglia di averlo sempre più vicino di noi. E dal momento in cui sentiamo il bisogno di Lui, ci sono dei momenti che noi giovani passiamo per dei momenti così bui, così tristi, di solitudine, di abbandono, ma sappiate che avete lo Spirito Santo dentro di voi, che vi consola nel momento del bisogno, che è sempre lì di fianco a voi. Cantiamo? Presenza
c'era, ha creato tutto quello che vediamo attorno a noi ed è incomparabile la sua esistenza, ma anche il suo amore nei nostri confronti. Cantiamo insieme noi, cantate insieme a noi, cantiamo tutti insieme questo canto. La parola dal principio, uno con l'Altissimo, la creazione, la tua gloria,
voglio ringraziarti per questo evento, per la possibilità di farlo, e voglio pregarti per la vita di ogni persona qui presente, Signore. Voglio che ogni persona possa conoscerti profondamente, possa avere una relazione insieme a te, Padre, e che ognuno di loro possa conoscere intensamente il tuo amore, Signore. Che ogni persona qui presente, ti chiedo che possa ascoltare il messaggio che hai loro da dire oggi, Padre, e ti ringrazio per la vita di ognuno di loro, Padre. Continua a benedire ognuno di loro grandemente, Signore. Amen. Bene, potete sedervi. Ora ci sarà un bello spettacolo ai nostri occhi. Invito i nostri ballerini professionisti che ci intratterranno in questo evento. Buona visione. Oh, you are God, and we lift you up. We'll keep singing, we'll keep praising, we won't stop. Give
qua. Scusate, perdonate i problemi tecnici. Buonasera a tutti, io direi di senza perdere ulteriore tempo iniziare immediatamente con un tempo di preghiera questa predicazione. Quindi entriamo in un'atmosfera di preghiera, ringraziamo il Signore per essere qui questa sera. E quindi ti ringrazio Padre per questa serata, ti ringrazio per tutte le persone che sono qui questa sera, ti ringrazio per questa parola che ci stai dando Signore. Ti prego che io possa parlare in modo corretto, ti prego di aprire i cuori di tutti noi affinché noi possiamo ricevere quello che tu vuoi dirci, Signore. Ti prego che noi possiamo ascoltare la tua parola e che questa parola possa cambiare le nostre vite. Nel nome di Gesù, amen. Allora, correre verso la meta. Questa sera si parla di corsa. E quante volte tu hai corso nella tua vita? Metti perché hai perso un autobus o per qualunque altra cosa, tutti noi abbiamo corso molte volte nella nostra vita, sia in senso pratico che in metaforico. Quante volte ci siamo sforzati, ti sei sforzato e sforzato per ottenere qualcosa? Io per esempio mi sono sforzato per tantissime cose, l'ultima l'università. L'università è partita con l'immatricolazione e dopo devi iniziare a pagare le tasse, andare a lezione, studiare per tempo, fare gli esami, farlo di nuovo e di nuovo e di nuovo e di nuovo e scavalcare ogni possibile problema che spunta, scrivere mail ai professori, incontrarsi per studiare, scoprire il giorno prima degli esami che c'era un argomento che non hai studiato, che non sapevi andava messo e andasse studiato, che invece è stato messo all'esame. Quindi, sì, quanta fatica. Tutta questa fatica. E perché l'ho fatto? Vi chiedete mai perché lo sto facendo? Perché vi alzate dal letto? Perché ti alzi dal letto? Perché lavori? Perché studi? Perché ti alzi la mattina? Perché ti vesti? Perché fai colazione e ti lavi i denti? Perché fai tutto questo? Perché tu, come tutti noi, hai degli obiettivi. Ognuno di noi ha degli obiettivi nella sua vita, cose che vuole fare, cose che vuole ottenere. E che possa essere una cosa semplice del tipo devo prendere 6 in matematica, altrimenti mi bocciano. Devo scrivere la tesi, altrimenti non mi laureo. Questo è molto relatable. Oppure, questi sono solo piccoli banali esempi, ma alla fine ognuno di noi ha degli obiettivi. Ma questa sera Dio, attraverso Paolo, ci dirà qual è l'unico grande e vero obiettivo per cui vale la pena vivere, verso cui vale la pena correre. E questo obiettivo è Cristo. Ora, io non so cosa tu pensi tu della tua vita o della vita in generale, ma tu hai uno scopo. Sei su questa terra per uno scopo, per un motivo e con un obiettivo. La tua vita serve perché tu abbia una relazione personale con Dio. Dio ti ha creato perché tu possa avere un rapporto con Lui, perché tu possa celebrarlo per ciò che Lui è e per ciò che Lui fa. E tu sei stato creato perché Dio ti possa usare in modo meraviglioso per cambiare la vita delle persone attorno a te. Questo è il motivo perché tu sei stato creato, io sono stato creato, tutti noi siamo stati creati. Questo è il motivo per cui siamo qui questa sera e perché siamo al mondo in generale. Quindi abbiamo visto qual è lo scopo delle nostre vite. E adesso? Che facciamo? Leggiamo i versetti che ci guideranno per tutta questa sera. Filippesi 3, 13 e 14. Io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio. Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Questi versetti sono famosi, ma noi adesso andremo a analizzare pezzo per pezzo per vedere quali lezioni ha Dio per noi questa sera. Partiamo. Io non ritengo di averlo già afferrato. Se voi andate a leggere i versetti prima di questo pezzo, dai versetti 4 al 6, Paolo spiega quanto grande lui era dal punto di vista del mondo. Era un ebreo doc, irreprensibile, pieno di zelo. Secondo il pensiero carnale, secondo gli altri farisei, gli ebrei come lui aveva tutto il diritto di vantarsi, non aveva una macchia, era a posto. Ma lui non si vanta. Lui dice che ritiene spazzatura tutto quello che pensavano di lui, tutti i titoli che poteva avere, di fronte a Cristo. Perché tutte queste cose, la fama, la gloria, il denaro, tutte le cose che potete pensare in questo mondo, di fronte a Dio non sono niente, sono spazzatura, come dice Paolo. Lui lo sapeva e nonostante questo passato,
nonostante la conoscenza che avesse delle scritture e nonostante addirittura la sua conversione, le chiese che aveva costruito e le persone a cui aveva cambiato la vita, nonostante tutto questo, lui afferma di non aver già afferrato Cristo. Lui non era ancora arrivato alla meta. C'erano tantissimi passi che lui doveva fare. E quindi lui ci insegna il primo principio fondamentale di questa sera, l'umiltà. La prima lezione di questa sera è quindi sii umile. È bello servire il Signore, è fantastico vedere come Lui ci usa, come Lui ti usa, come in questo caso sta usando me, e devi essere molto felice dei risultati del tuo servizio, di quello che Dio ti sta facendo fare. Devi essere felice quando vedi che la tua preghiera viene esaudita, devi essere felice quando vedi che la tua testimonianza viene ascoltata e cambia le vite, ma devi restare umile. Perché non hai ancora raggiunto Cristo. E come possiamo proseguire? Come puoi proseguire? Come puoi raggiungere Cristo? Passiamo al secondo punto, dimenticando le cose che stanno dietro. Sai che cosa aveva Paolo dietro di sé? Aveva cristiani imprigionati, torturati, uccisi. Non so te, ma Paolo aveva le mani sporche di sangue di persone innocenti. Persone che senza di lui sarebbero state libere, felici, tranquille e vive. E quindi Paolo era un assassino di fatto. E Cristo che cosa ha fatto? Ha perdonato Paolo per tutto questo. L'ha reso una nuova creatura e l'ha usato nel modo meraviglioso che abbiamo visto nella Bibbia. E Cristo fa la stessa cosa oggi. La fa con me, la fa con te, la fa con tutti. Se ti lasci alle spalle ciò che eri, gli sbagli che hai fatto, se chiedi scusa per tutto questo e metti la tua vita in mano a Dio, riconoscendo di aver bisogno di Cristo, Dio ti perdona e cambia la tua vita esattamente come Paolo. Questo è un perdono grandissimo e Dio stesso lo descrive così nella sua parola. Salmo 103, versetto 12. Com'è lontano l'Oriente dall'Occidente, così Egli ha allontanato da noi le nostre colpe. Basta, non c'è più colpa, Dio ti ha perdonato. E io ti chiedo, se Dio ti ha perdonato, quando è che tu perdonerai te stesso? È ora di smettere di giudicarsi, di condannarsi per gli sbagli che abbiamo fatto, che hai fatto nel passato. Devi fare come Paolo, dimenticati di che cosa è dietro, basta tornare sui tuoi sbagli. Chiedi perdono a Dio, chiaro, c'è stato uno sbaglio, ma una volta che hai chiesto il perdono, quel peccato è cancellato. E una volta perdonato puoi crescere, migliorare e smettere di sbagliare. Ma non devi vivere nel passato, non guardarti alle spalle, perché se guardi indietro non puoi puntare a raggiungere la perfetta statura di Cristo. E quindi siamo alla seconda lezione di oggi, perdona i tuoi sbagli. E adesso passiamo al terzo punto, protendendomi verso quelle che stanno davanti. Se non guardo indietro, dove guardo? Io anni fa andai in viaggio studio con la scuola in Irlanda. Eravamo adolescenti e come adolescenti ci divertivamo con cose stupide. E per esempio si faceva il tipico scherzo di passare accanto a un semaforo, prenotare il passaggio in modo che venisse rosso e ridere degli automobilisti che erano fermi al rosso mentre ti mandavano a quel paese e tu passavi tranquillo per la tua strada. Bene. In mezzo a questo gioco intelligente, io ero il più intelligente perché una volta mi ero girato a guardare e mentre guardavo loro che facevano questo scherzo, non vidi un lampione e ci andai dritto con la tempia e fece male. Quindi la domanda è, perché mi sono preso un lampione in testa? Perché non guardavo dove andavo. Non stavo guardando indietro, guardavo al mio lato. E quindi la mia lezione di questa storia drammatica della mia vita è che dobbiamo guardare avanti. Bisogna che tu guardi al tuo obiettivo come gli atleti. Devi guardare al traguardo. Un corridore non vince una gara guardando a destra o a sinistra, vince guardando dritto di fronte a sé. E quindi come si traduce questo? Si traduce che non importa quanto difficile è la situazione, non importa quanta fatica stai facendo, l'importante è il traguardo e raggiungerlo. Devi tenere gli occhi fissi su Dio, abbi fede in Lui e abbi speranza nelle sue promesse. Tantissime volte lasciamo che il diavolo ci sconsoli, ma noi crediamo in un Dio di promesse,
un Dio che non ci lascia e non ci abbandona mai, un Dio che starà insieme a noi fino alla fine dei giorni. E quindi questa è la terza lezione di questi versetti. Fidati di Dio, tieni lo sguardo fisso su di Lui e segui la sua parola. Bene, ora tu sai che hai strada davanti a te, non sei ancora arrivato, non devi guardare indietro e devi guardare in avanti. E quindi da adesso che facciamo? Passiamo al quarto punto. Corro verso la meta. Paolo non strisciava, non gattonava né camminava. Paolo correva verso la meta. Il verbo è correre e noi dobbiamo correre. Tu devi correre. E non è facile correre, lo sappiamo tutti. È faticoso, è uno sforzo molto maggiore rispetto a una semplice camminata. Il fiato è corto, le gambe iniziano a far male, poi cominciano a far male anche i polmoni, tutti i muscoli. Ci si vuole fermare, vuoi fare una pausa e dici: perché sto continuando a correre? Voglio prendere fiato, basta. Ma non puoi fermarti. Non ci possiamo fermare. Perché come cristiani non possiamo prendere una pausa da Cristo. Non possiamo dire: Signore, io per un mese mi faccio l'estate da non cristiano. Faccio tutte le cose che devo fare e a settembre torno cristiano. Come torno a scuola, torno a Gesù. No, non possiamo prenderci un anno sabbatico, non possiamo tirare un po' il fiato. Siamo cristiani sempre, notte e giorno, tutti i giorni. E lo sappiamo bene perché quando incontriamo un non credente, lui ci scannerizza, ci fa i raggi X. Al primo sbaglio che facciamo: ah, ma allora non sei cristiano, ma allora fai schifo, sei un ipocrita. E questo succede sempre, anche se sei: ma sono stanco la sera. Sei sempre cristiano. E quindi bisogna sforzarsi di fare sempre quel passo in più, anche se fanno male le gambe, anche se: ah, Signore, ti ho sacrificato così tanto, devo sacrificarti anche questo? Sì, dobbiamo fare quel passo in più, quel passo che costa fatica e sacrificio, perché la meta è davanti a te e la meta è Cristo, e senza quei passi non arriverai mai alla meta. Alle volte penserai che fa male, che è difficile, che vuoi mollare, che a Cristo va comunque bene se servi come stai servendo, se preghi quanto stai servendo, se leggi la parola, se preghi quanto stai pregando, se leggi la parola quelle 2 paginette, quei 15 minuti al giorno che già fai. Va bene così, no? Perché fare di più? Ma qui, se fai così, stai camminando, non stai correndo, non stai dando il massimo che puoi dare. E quelli sono momenti in cui ti devi stringere a Dio, in cui devi ricordarti le sue promesse, stringerti alla sua parola, in cui Lui ci ricorda che c'è un premio per chi persevera fino alla fine. E perseverare significa correre, dare il massimo, non leggere quelle 2 paginette della Bibbia alla settimana che ci fanno sentire tranquilli. Quindi non mollare, continua a correre verso Cristo. Quindi quello che Dio ci sta dicendo qui è la quarta lezione di questa sera. Non prenderti pause da Dio. Persisti. E ora passiamo infine all'ultimo punto, per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Qual è il tuo premio? Attenzione, il versetto ci parla di celeste vocazione, ma questo non è un premio che avremo in paradiso. In paradiso noi avremo l'eternità con Dio e la grandissima e infinita gioia che ci sarà da quello, ma la celeste vocazione è un premio che avremo qui, sulla terra. Celeste vocazione significa che siamo chiamati alle cose celesti. Significa che siamo chiamati ad avere una comunione così forte con Dio, a essere così vicini a Dio da riuscire a pensare nello stesso modo in cui Dio pensa. E come vuole Dio che tu pensi? Leggiamo Matteo 6,33. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in più. Dio vuole che la tua mente sia focalizzata su di Lui e sulle cose di lassù, non quelle di qua giù. La scuola, l'università, il lavoro, i soldi, cosa vuoi fare della tua vita, la famiglia, i figli, il viaggiare, i videogiochi, i libri, qualunque cosa a cui puoi pensare che sia qui sulla terra, non è quello che Dio vuole al centro dei tuoi pensieri, perché il centro dei tuoi pensieri è un posto che Dio ha riservato per se stesso. Vivi con passione il tuo rapporto con Dio, servilo con entusiasmo, pregalo sempre e con costanza, riconosci quanto grande è e quanto grandi sono le cose che fa. Tieni la tua mente concentrata su Cristo.
La quinta e ultima lezione di questa sera, quindi, è questa. Vivi la tua vita in funzione di Dio e della vita eterna. Io parlo per me per primo, noi siamo degli anarchici, noi vogliamo vivere la vita come noi vogliamo, come io ho pensato, io voglio fare le cose che io ho in mente per la mia vita perché sono io che comando. Ma questo non è quello che Dio ha in mente per me, come non l'ha in mente per te. Lascia che Dio guidi i tuoi pensieri. Dagli in mano la tua vita, i tuoi obiettivi, i tuoi sogni, perché Lui vuole farne qualcosa di grande e meraviglioso, per la sua opera e per la tua vita. Dio ovviamente non ti promette una vita ricca, senza fatiche, in cui avrai la villa, non dovrai mai lavorare, non avrai mai malattie, no. Sulla terra non avremo mai una vita del genere. Qui ci saranno delusioni, fallimenti, ansie, tutte le cose negative che proviamo tutti i giorni. Ma finché tu rimarrai stretto a Cristo e alla sua parola, finché tu penserai come Lui pensa e obbedirai ai Suoi comandamenti, anche quelli più antipatici, anche quelli in cui cerchi la scappatoia, vedrai che tutto quello che ti succede avrà un senso e uno scopo. Vedrai che la tua vita assumerà un significato, ci sarà una ragione in quello che fai, una ragione nell'alzarsi la mattina, nel lavorare, nello studiare, nella fatica che fai in chiesa, nel lavoro, qualunque cosa, nonostante tutto. E quindi, tornando al tema della corsa, una volta che abbiamo gli occhi fissi sul traguardo, correre sarà molto più facile, perché non stiamo correndo a caso, ma stiamo correndo con uno scopo. E quindi io ti invito, corri verso la meta, tieni lo sguardo fisso avanti verso Cristo e non mollare. Il tuo obiettivo, il mio obiettivo, il nostro obiettivo è Cristo ed è lì che ci aspetta a braccia aperte. Preghiamo? Padre, grazie per questa serata, grazie Signore per la parola che ci hai appena donato. Signore, tu sai quanto difficile è per noi correre, Signore, continuare a perseverare nella tua parola, ascoltare i tuoi comandamenti e fare quei faticosi passi verso di te, verso la statura di Cristo, Signore. Io ti prego, Padre, che la parola di questa sera non sia stata seminata in vano, ma che questi semi possano cadere nei cuori di tutti noi e mettere radici profonde, Signore, che tu possa usare questa parola per cambiare le nostre vite. Che, Signore, che se qualcuno, anche solo una persona questa sera è stata colpita da questa parola, possa parlarti, possa pregarti, che possa finalmente correre come tu vuoi che corra, che noi possiamo fare i sacrifici che tu hai in mente e che possiamo vedere le cose nella tua prospettiva con i tuoi occhi. Io ti ringrazio, Signore, perché nonostante tutte le nostre mancanze, nonostante i nostri errori, tu ci permetti di fare questa corsa, ci permetti di avere la speranza di Cristo e avere il tuo aiuto sempre accanto a noi in questo percorso. Ti ringrazio, Signore, per tutto questo, nel nome di Gesù, Padre. Amen. Benissimo, adesso c'è una scena teatrale che è stata preparata accuratamente per voi e quindi io invito gli attori a preparare la scenografia e vi auguro una buona visione. Mi sposto. La penna. Ho messo la penna. Eccola. Bene, iniziamo.
Oh, andiamo. Salve a tutti e grazie per aver accettato l'invito. È un vero onore fare la vostra conoscenza. Purtroppo vi devo dare delle brutte notizie. Non sarà possibile fare quello che avevamo programmato questa sera, perché qualcuno non si è organizzato bene con i tempi e ora sto facendo i compiti alle... Mi scusi, signor anziano, sa che ore sono? Oh cielo, sono già le 7:15, meglio muoverci allora. Ah, scusatemi, non mi sono presentata. Io sono Mente e vivo qui dentro, un posto fatto di anime giapponesi, caramelle, peluche, tanti peluche. E lei, beh sì, sono io, si chiama Giada, quindi in realtà anch'io mi chiamo Giada. Beh, potete chiamarmi Mente di Giada. Ah, mannaggia, ho perso il filo del discorso. Ah sì, purtroppo questa sera io e Giada siamo impegnate. Abbiamo una meta da raggiungere. Scrivere un tema su un personaggio storico e consegnarlo al professore entro domani mattina. A proposito di meta, Paolo Paolo Di Tarso. Tarso, perché non ci ho pensato prima? Potrei scrivere un tema su una vicenda di Paolo. Geniale, la stessa cosa che ho pensato io. Sono davvero simpatica. E se in classe pensassero male di me? Tutti porteranno scienziati, magari vecchi attori famosi. E io porto un personaggio biblico. E se i prof mi reputassero una ragazza stramba? Oppure se pensassero che sono una cristiana con una puzza sotto il naso che giudica gli altri perché conosce la Bibbia. E se questa come la sistemo? Aspetta, forse ho qualcosa che ci potrebbe aiutare. Deuteronomio 31:6. Siate forti, fatevi animo, non temete e non vi spaventate di loro, perché il Signore il tuo Dio cammina con te, non ti lascerà e non ti abbandonerà. siate forti, fatevi d'animo, non temete e non vi spaventate di loro. Ok, farò il tema su Paolo e nulla mi potrà fermare. E vai, ci sono riuscita. Che sonno però. Ehi, hai un tema da concludere. Incredibile! È appena uscito il nuovo episodio del mio anime preferito, non posso non guardarlo. No, aspetta, hai Una ancora del lavoro da fare. pausetta Non puoi farà fermarti male. adesso. Non farà male una pausetta. Ma mi stai ascoltando? Vuoi che ti ricordi quest'altro versetto? Proverbi 6, 9, 11. Fino a quando, o pigro, te ne starai corricato? Quando ti sveglierai dal tuo sonno? Dormire un po', sonnecchiare un po', incrociare un po' le mani per riposare. La tua povertà verrà come un ladro, la tua miseria come un uomo armato. Ok, ora basta. Niente più distrazioni. Finirò questo tema in tempo. Non riuscirai a finire in tempo. Cos'è stato? Avete sentito anche voi? Non hai sonno? Vai a dormire. Da dove vengono questi Ti pensieri? sei presa all'ultimo? Sei una buona nulla. Sembrerai stupida. Dovevi farlo prima. Non sei in grado di fare Prenderai un niente. brutto Hai voto. troppo poco tempo. È il diavolo Tanto che ti ti parla, non bocciano. ascoltarlo. Buona idea. Non hai nemmeno delle idee su È cosa inutile scrivere. che ti Ti impegni. prenderanno È in troppo giro. tardi per fare il tema. Un tema su Paolo. È un Davvero? tema stupido. Ora basta! Filippesi 4:13. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. E con Dio al tuo fianco puoi superare ogni difficoltà. Ce l'ho fatta! Era ora. Vedete cosa succede quando si ha lo sguardo fisso sulla meta? Se terrete lo sguardo fisso su Cristo, nessuna bugia del diavolo potrà fermarvi. Ma non potete perdere tempo se volete vivere il piano che Dio ha per voi. Penso che sia ora di andare.
non prendete il suo esempio. Giada ha appena finito il lavoro, ma voi dovete tenere lo sguardo fisso su Cristo. Non mollate. Dovete usare il vostro tempo con saggezza. Ora devo andare, altrimenti Giada passerà la notte a guardare anime. Buonanotte. Un, due, perfetto. Ok, la serata sta volgendo al suo termine, abbiamo sentito molti concetti, molto interessanti, posso anche capire se qualcuno dei nostri ospiti, qualcuno che sia qui la prima volta, seconda volta, che tra parentesi se siete in questa categoria vi ringrazio, benvenuti, spero che vi sia piaciuto un evento del genere e che vi piaceranno quelli futuri. E continuando il discorso, queste categorie potrebbero, queste persone, ma anche tutti noi che abbiamo una vita cristiana molto più lunga, potrebbero trovarsi un pochino spesati da questo. E ok, corri verso la meta, però, oddio, io non so da dove iniziare. E, oddio, io non so cosa fare. Ok, domani leggo 20 capitoli al giorno, domani leggo 3 capitoli al giorno, domani prego 3 ore di fila. No. Piccolo consiglio d'amico, iniziate per poco e cominciate ad aumentare. Detto questo, anche se avete timore, comunque più volte nella Bibbia sta scritto, soprattutto adesso cos'è? Salmo 25, qualcosa del genere, chi è il giusto davanti al Signore? Che chieda e il Signore gli darà la saggezza. Perciò in questo momento io vorrei fare esattamente questo, un momento di preghiera per riflettere su quello che abbiamo sentito oggi e prepararci per quello che sarà poi la nostra vita una volta uscita da qui, perché magari qui siamo pieni di buone intenzioni, siamo carichi, però il problema è lì fuori, è una volta che siamo a casa, perché ci sta guardando da casa. Il problema è quando uscite dal telefono, dal computer, dal salotto in cui state vedendo sulla televisione. Perciò, dato che abbiamo le restrizioni per il Covid, non possiamo fare gruppetti, ma comunque mi piacerebbe che pregassimo tutti insieme per lo stesso obiettivo. In particolare invito le prime 2 file, alla mia sinistra, all'estremità, ok? Perciò la fila di Rebecca e Carol, alzate la manina che così quelli dietro vi vedono. Perfetto, quelle file là. Vorrei che pregaste per la scuola. Molti di noi vanno a scuola, che siano superiori, che siano università, che siano scuole medie, qualcuno qui? Credo anche di sì. E perciò vorrei che pregaste per questo. Poi la fila di Giada e Patrick, alza la manina che così quelli dietro ti vedono, perfetto. Vorrei che pregaste invece per il lavoro, perché qua abbiamo molti lavoratori, non dirò la loro età, ma comunque ne abbiamo di diverse, tranquilli, non sentitevi vecchi. Invece per qua la fila di Emerson e di, mi scappa sempre il nome, Amanda, alza la manina che così quelli dietro ti vedono, perfetto. Pregate invece per la nostra chiesa, ok? Chiesa Battista Agape, siamo in 5 località, 5 località, e perciò vorrei che pregaste per noi alla fine. E le ultime 2 file rimanenti con Rodrigo e, mi scappa sempre il nome, Evelyn, invece pregate per questo genere di eventi, che possa essere una benedizione all'interno delle nostre chiese, che possa essere una benedizione per tutti noi. Ora, dato che il tempo è un pochino, e so che tutti voi avete ovviamente voglia di alzare la vostra voce e di farvi sentire, sceglierò qualcuno comunque in mezzo alle file per velocizzare i tempi. Perciò la prima categoria, quelli che devono pregare per la... Bravi. Carol, se puoi pregare, se puoi fare questo piccolo momento di preghiera per il tuo gruppo. Invece da questa parte che pregheranno per... Mamma mia, figlia, a voi serve il microfono, non a me. Christopher, se vuoi pregare per
tutti noi e tutti i nostri lavoratori. Invece da questa parte che devono pregare per... Mamma mia, questo qua è il gruppo più smorto. E Vittoria, per favore, alzati leggermente i piedi e pregherai per noi. Invece qua per i nostri eventi chiederei a Rodrigo. Sì, evito di fare la scenetta del chiedere perché ho visto che qua è fritto. Se invece ci state seguendo da casa, vi invito a pregare per preadolescenti, adolescenti e giovani. Ci dicono che siamo il futuro della nostra Chiesa e abbiamo un ruolo abbastanza importante, perciò chiederei, se qualche fratello della lode può venire ad accompagnarci nel frattempo anche. Grazie. Grazie Signore perché siamo tutti qui, Signore, benedici ognuno di noi che siamo qui in chiesa. Grazie perché possiamo riunirci qui, Signore. Grazie a Te che abbiamo tutte queste possibilità, Signore. La Chiesa ha avuto problemi e Ti ringrazio perché sei Te sempre la nostra soluzione, Signore. Ti ringrazio perché ci conduci verso la via, Signore. A ogni ostacolo sei Te quello che ci aiuta sempre. Ti ringrazio per questa Chiesa, che è sempre unita, che siamo sempre insieme. Benedici ognuno di noi, nel nome di Gesù. Amen. Dio, noi ci ringraziamo per questa serata, Signore, perché sappiamo che ci sei qua in mezzo a noi. Possiamo portargli la luce che Ti ha dato oggi ai nostri amici, ai nostri famiglia, perché possiamo essere luce in quel posto e possiamo dopo, Signore, portare le altre persone verso a Te. Possiamo essere il testimonio vivo che Tu sei il bello Dio. Ti chiedo per tutti i ragazzi che sono in carico di questo evento, Signore, che loro possano avere la saggezza, avere la Tua grazia su di loro, Signore, e che tutti quanti non sono in carico di niente, però sono in carico di portare qualsiasi persona qua alla Chiesa per conoscerti e per che possano conoscere la verità di chi sei Tu, Signore. Io Ti chiedo che ognuno qua possa capire che sono un strumento Tuo per portare la verità e la luce a questo mondo, Signore. Ci chiediamo, Padre, usaci, Signore.
Padre, per questa serata che abbiamo avuto. Ti ringrazio per tutti i nostri ospiti qui questa sera, Padre. Ti prego adesso di benedire il nostro ritorno a casa, di benedire anche il culto di domani mattina. E ti chiedo, Signore, di toccare nei cuori di tutti i presenti, di tutti quelli che ci hanno ascoltato, di toccare i loro cuori e fargli sentire la tua voce, Signore. A chi non è ancora molto convinto della tua presenza, ti prego, Signore, agisci sulle loro vite, fagli capire che tu ci sei, che tu li ami, che tu vuoi il meglio per loro. Ti chiediamo tutto questo, Padre, in nome di Gesù. Amen. Bene. E come ho già detto prima, ringrazio a tutti per la presenza. Per questa sera noi finiamo qui. Spendo soltanto 2 minuti per rinnovarvi le solite regole, perciò si esce per di là, non dall'entrata. Cerchiamo di fare qualcosa di ordinato, cerchiamo di farlo pressappoco in fretta, in modo tale che poi il team che si deve organizzare che è responsabile della... come si chiama? Disinfezione? Sicurezza. Insomma, che i nostri fratelli possano operare bene. Di nuovo, ricordiamoci di non fare assembramenti lì fuori, perché questa zona è già successo qualche volta che passassero dei vigili e non vorremmo che la serata finisse male per qualcuno dei presenti. Detto questo, prossimi eventi, ne abbiamo uno fra 2 mesi, qualcosa del genere? Luglio, mi dicono. Ci teniamo aggiornati comunque sempre attraverso i nostri canali di comunicazione, perciò Instagram, Facebook, WhatsApp per chi è nei gruppi WhatsApp, Telegram per chi è nei gruppi Telegram. Tranquilli, qualche modo per raggiungervi ci siamo. Detto questo, se siete qui le primissime volte, volete saperne di più, volete anche avere i nostri contatti per scambiare 2 chiacchiere, qualcosa del genere, anche tu che sei a casa, basta che entrate in comunicazione con uno qualsiasi di noi, sinceramente, cioè sì, tutte le persone che avete visto qua, basta farle un fischio e vi sapranno spiegare meglio. Detto questo, buonanotte, buon ritorno a casa e che Dio vi benedica. Ciao!